La Marmolada torna in Trentino dopo la decisione dell'Agenzia del Territorio di Roma di ridisegnare il confine. Il governatore del Veneto annuncia una nuova battaglia legale. Continuano le adesioni alla campagna di mobilitazione lanciata per sostenere la candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali 2026. Arriva anche l'appoggio del presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga. 3 incidenti mortali in poche ore nella notte nel Vicentino, vittima 2 motociclisti stamane a Verona, invece un anziano travolto e ucciso da un camion. È morto dissanguato il 51enne filippino, vittima dopo l'incredibile duello a colpi di katana a Padova. La ferita mortale è stata inferta però con una roncola. La gelosia dell'assassino all'origine della tragedia. La tragedia di Bassano e la morte del bimbo ivoriano annegato nel canale. Parla il papà: è stato un attimo, poi non l'ho più visto. Inchiesta aperta e disposta l'autopsia, voglio vedere il corpo di mio figlio. Approvato dalla Corte dei Conti il bilancio 2017 della Regione Veneto. Da Palazzo Balbi la richiesta di leggi più snelle per le alienazioni immobiliari. È ritornato a Treviso poco dopo un anno dal suo primo passaggio l'alpino paracadutista che sta facendo a piedi il Giro d'Italia. Abbiamo incontrato l'inesauribile Pena Nera dell'85enne. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito ora dai titoli: la Marmolada torna in Trentino e dopo la decisione dell'Agenzia del Territorio di ridisegnare il confine, il Veneto si prepara ad una nuova battaglia. Sentiamo. Giù le mani dalla Marmolada, per cui difenderemo con le nostre unghie e fino in fondo quel confine. Il Veneto si batterà in tutti i modi per non perdere la Marmolada. Casus belli la decisione dell'Agenzia del Territorio di Roma di spostare il confine catastale tra Veneto e Trentino, ponendo fine ad una disputa decennale. Il confine tra le due regioni viene fissato sulla linea della cresta della Marmolada che da Punta Rocca scende verso il passo Fedaia. Viene così ribadito quanto stabilito nel 1982 da un decreto dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che di fatto assegna il massiccio al comune trentino di Canazei a scapito di quello bellunese di Roccapietore. Una decisione che sconfessa il successivo accordo tra gli allora presidenti del Veneto Galan e della provincia di Trento Dell'Ai, che nel 2002 raggiunsero un'intesa sul confine. Trento arretrò cedendo al Veneto la vetta. Sembrava vicenda conclusa dopo decenni di carte bollate, ricorsi, sentenze. Ora invece la marcia indietro con il nuovo tracciato del confine che scippa al Veneto la Marmolada. Canazei esulta, il bellunese già privato di Sappada si prepara alle barricate con il sostegno della regione che sta valutando tutte le azioni necessarie da intraprendere a livello legale, giudiziario e amministrativo. Ho ereditato una partita di scartoffia da paura, di sentenze contro sentenze e quant'altro. Cercheremo di risolverla. Con il Trentino andiamo d'amore d'accordo e anche con Bolzano, quindi con l'Alto Adige e con Trento. Una questione che deflagra proprio nel momento in cui Veneto e Trentino Alto Adige sono impegnate insieme nel portare a casa le Olimpiadi invernali del 2026 e che riapre l'annosa vicenda degli impianti di risalita sul massiccio. Scrive in una nota l'assessore al turismo Federico Caner: non vorrei che la nuova demarcazione catastale fosse motivata dall'esigenza di rendere possibile il ventilato progetto del comune di Canazei di realizzare un nuovo impianto di risalita alla vetta della Marmolada, tutto in territorio trentino. Si preannuncia una nuova lunga battaglia legale. Il governo appoggia la candidatura dell'Italia per le Olimpiadi invernali del 2026, ma a precise condizioni: che siano rispettate parametri di buonsenso in termini economici e di sostenibilità ambientale. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti agli esiti del Consiglio dei Ministri. Il CONI deve scegliere rispettando queste condizioni per noi e poi, che poi noi valuteremo. Per questo è stato stilato una sorta di decalogo di principi nero su bianco al quale avrebbero lavorato il Premier Giuseppe Conte e lo stesso Giancarlo Giorgetti. Una decisione, quella del CONI, che arriverà martedì prossimo. Nel frattempo il messaggio appello di Luca Zaia ai veneti continua a trovare sostegno anche al di fuori della regione. Sentiamo. Se io le chiedessi da Presidente della Regione cosa sostiene, Torino, Milano o Cortina? Cortina. Sì? Non c'è dubbio, anzi io mi auguro che Cortina 2026 possa diventare anche un'opportunità per il Friuli Venezia Giulia. L'ultimo endorsement viene direttamente dal numero 1 della regione, Friuli Venezia Giulia. Per Massimiliano Fedriga, collega di ruolo e di partito di Luca Zaia, non è solo un dovere istituzionale di alleato, è un obiettivo strategico per il nord-est intero.
Dagli industriali agli albergatori, tutti in campo per Cortina. Ci è voluto poco tempo per la mobilitazione chiesta a gran voce dal governatore Luca Zaia attraverso il messaggio appello audio ai veneti. Crediamoci fino in fondo, sostengano tutti la candidatura per le Olimpiadi invernali 2026. E la risposta arriva subito da Federalberghi, che scrive una lettera al numero 1 del CONI Malagò per spingere verso la vittoria delle Dolomiti. Cortina nel segno della località più prestigiosa montana italiana e forse prima ancora il concetto di Dolomiti che finalmente dopo tanti anni siamo riusciti a tirare fuori insieme agli amici del Trentino, agli amici dell'Alto Adige e anche agli amici del Friuli. Questa unione di tutte le Dolomiti per candidarsi alle Olimpiadi credo che sia un evento straordinario. Poi arrivano gli industriali, Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Trento, Asso Imprenditori Alto Adige e Confindustria Veneto sostengono la candidatura di Cortina, recita un comunicato ufficiale. La scelta di individuare non un'area metropolitana, bensì un territorio montano, storicamente votato al turismo e agli sport invernali, è un messaggio politico forte di attenzione verso le terre alte, che vanno riportate al centro delle politiche di sviluppo dell'Italia e dell'Europa. Importante, continua il comunicato, la scelta strategica di puntare sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale. L'assegnazione dei Giochi Olimpici a Cortina, continuano le 4 associazioni industriali, sarebbe volano non solo per le Dolomiti, ma per l'intera area alpina, sia nel turismo che nel manifatturiero. Le adesioni all'hashtag Io sto con Cortina 2026 continuano, mentre le ore si fanno sempre più cruciali. Non invito francamente chi dovrà decidere, perché subirà pressioni e strattonamenti da tutte le parti. La battaglia si fa difficile, ma è proprio perché sono difficili le battaglie che fanno ancora la pena di essere combattute. Ed ora parliamo invece dell'omicidio di Padova, gli aggiornamenti proprio delle indagini da parte delle forze dell'ordine. Sentiamo. All'origine di tutto, al momento, quello che è stato ricostruito potrebbe essere un motivo di gelosia non fondato, sulla quale però la vittima ultimamente era molto concentrato. Questo il movente, secondo gli investigatori, dietro la morte di Walter Crispin Sarmiento Sahagún, 51enne filippino, morto dissanguato per i colpi inferti da Melvin Arca, suo connazionale 37enne, con una roncola dopo un duello con 2 katane, la tipica spada orientale. I due si erano dati appuntamento nel parcheggio sud dello stadio Euganeo per quello che doveva essere un chiarimento. All'appuntamento però si sono presentati entrambi armati. Il possesso delle katane ci fa pensare questo, che evidentemente il chiarimento, se concordato, fosse un chiarimento non solo verbale, ma evidentemente un chiarimento che presupponesse anche una fisicità, ecco. La vittima aveva accolto quello che sarebbe diventato il suo carnefice con un colpo di pistola a salve che lo aveva ferito all'orecchio. Da lì la discussione è degenerata nella violenta aggressione. Alcuni testimoni, allertando le forze dell'ordine, avevano parlato di 2 uomini che si affrontavano a colpi di bastone, rivelatesi poi le katane. Dalla ricostruzione del fatto che abbiamo fatto fino a questo momento, le ferite sono più compatibili in realtà con un altro oggetto contundente, denominata roncola, che quindi può aver causato invece delle ferite profonde che hanno poi causato il decesso. L'uomo, che ha avuto la meglio, era stato quindi visto allontanarsi a bordo di una macchina che imboccava la tangenziale. Poco dopo gli agenti in zona Montà lo hanno fermato mentre era pronto a darsi alla fuga. Fondamentale è l'aiuto che i cittadini hanno dato alle forze dell'ordine. La segnalazione tempestiva ci ha permesso di essere tempestivamente presenti in forza su 2 punti fondamentali per riuscire a risalire all'autore del reato. Ed ora invece torniamo ad occuparci della tragedia che si è verificata a Rosà ieri, dove il corpo di un bimbo di appena 3 anni è stato trovato nella Roggia Vica. Oggi abbiamo incontrato il papà del piccolo. C'è qualche problema, quindi andiamo avanti con i... Se non ho visto il corpo di Kelly, non è vero che è Kelly. Che una persona viene qua o prende Kelly. Non lo so che dove è Kelly, ma adesso non è vero che è Kelly. No,
Kelly non c'è più. Namori Kuyate, il papà del bimbo di 3 anni trovato senza vita nella Roggia Vica a Rosano, riesce ancora a credere a ciò che è accaduto al suo figlioletto. Sta vivendo un incubo, continua a dirci, o peggio... Sì, come la magia. La famiglia Kuyate, papà, mamma, Kelly e il fratellino di 1 anno e mezzo, originario della Costa d'Avorio, con un permesso di rifugiati nel nostro paese, si era trasferita in via Maria Prosdocimo nel quartiere San Lazzaro di Bassano da appena 9 giorni. Il piccolo doveva ancora ambientarsi, non si era mai allontanato da casa, racconta il padre. Kelly non vado, Kelly resta qua, giocare con lui a fratello piccoli, vado qua con il vicino qua e sempre qua. Kelly non vado fuori. Eppure Kelly ieri è stato notato vicino alla roggia da alcune donne che vivono nei paraggi dell'abitazione, che non si sarebbero però preoccupate di fermare il piccolo diretto al corso d'acqua o avvisare i genitori. Non sa darsi pace il papà. Appena trovato il permesso di soggiorno che Kelly è morto, come è vero. Guarda la scarpa di Kelly. Guarda la scarpa di Kelly che lei deve mettere perché noi dobbiamo andare in giro un po'. Sul tavolo restano le scarpine rosse di Kelly, ma quello che lascia papà Namori senza forze e senza parole, impotente, è che non sia ancora riuscito a vedere il corpo del suo bambino, su cui verrà fatto l'esame autoptico per capire le esatte cause del decesso. Se è vero che Kelly è morto, noi dobbiamo guardare i nostri bambini, ma non ha ancora visto noi bambini, non è vero che è Kelly. Ancora sangue sulle strade, 2 vite stroncate in altrettanti incidenti. A Rosà è morto un centauro di 22 anni, un'altra vittima invece della strada ieri a Romano Dezzelino. Sentiamo. Una scia troppo lunga di sangue sulle strade. Ieri erano da poco passate le 21 quando lungo via Dante Alighieri a Romano Dezzelino stava procedendo in sella al suo scooter Ivan Gollin, 42 anni, residente a Borsore il Grappa. Non è ancora chiara la dinamica al vaglio dei carabinieri. L'uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi prima contro un albero sul ciglio della strada per poi finire nella scarpata. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, l'uomo era privo di conoscenza. I vigili del fuoco di Bassano hanno aiutato a recuperare il corpo dell'uomo, le cui condizioni erano da subito gravissime. È spirato durante il trasporto in ambulanza al San Bastiano. Ivan Gollin si era trasferito dalla Svizzera a Borsore il Grappa da poco tempo, nella casa materna che veniva usata in passato per le vacanze estive. Ed un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato investito da un camion a Montorio alle porte di Verona. La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia municipale per capire come l'anziano celibe residente a Verona sia finito sotto il mezzo pesante mentre stava ripartendo dopo che si era accesa la luce verde del semaforo. In quel punto non ci sono strisce pedonali, alla guida del mezzo diretto ad una cava un veronese che al momento non è indagato per omicidio stradale, ma il mezzo e il telefono cellulare dell'autista sono stati posti sotto sequestro. Il corpo della vittima è stato ricomposto dai vigili del fuoco che lo hanno estratto da sotto le ruote del camion. Approvato dalla Corte dei Conti il bilancio 2017 della Regione Veneto, il governatore Zaia chiede leggi più snelle per l'alienazione immobiliare e aiutateci a gestire meglio il patrimonio pubblico. Sentiamo. La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate, sentito il pubblico ministero, verifica il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2017. La Corte dei Conti ha espresso un giudizio positivo sul rendiconto generale dello scorso anno della Regione Veneto. Possiamo dire che abbiamo il certificato, abbiamo passato l'esame, quello più importante, e quindi i cittadini sanno che abbiamo governato bene, abbiamo gestito bene i 14 miliardi e 200 milioni della Regione anche nel 2017 e la Corte dei Conti ci ha dato il parere positivo. Nel 2017 la Regione Veneto ha chiuso l'esercizio con un bilancio inattivo di circa 356 milioni, segnando un miglioramento dell'11% rispetto al risultato del 2016. La voce più consistente, circa 9 miliardi, riguarda i trasferimenti alle ULSS per la gestione della sanità regionale. Rilievi dalla Corte sono arrivati sull'inclusione nel capitolo sanitario anche dell'Istituto Zooprofilattico e dell'ARPAV.
La magistratura contabile ha però messo in luce il lavoro sempre migliorativo dell'ente. Resta il nodo dei project financing stipulati dalle precedenti amministrazioni. Il governatore Luca Zaia ha chiesto al legislatore nazionale di modificare le norme in modo da poterli chiudere senza incorrere in sanzioni con la giustizia contabile. Un'altra richiesta riguarda le alienazioni dello sterminato patrimonio immobiliare della Regione, estraneo alle attività proprie dell'ente. Vorremmo liberarcene e recuperare così risorse utili a svolgere al meglio i nostri compiti, ha ribadito Zaia, che non sono gestire alberghi e campi da golf, ma fornire servizi di qualità ai cittadini. Purtroppo le vendite sono rese complicate da una burocrazia davvero eccessiva. Tamponamento fra mezzi pesanti questa mattina poco prima delle 7 lungo l'autostrada A4 nei pressi della prima galleria dei Berici tra i caselli di Vicenza Ovest ed Est in direzione Venezia. Ferito un conducente, i pompieri intervenuti con 2 squadre hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il ferito in maniera non grave è stato assistito dal personale SUEM del 118. Sono durate diverse ore le operazioni di recupero dei mezzi da parte del soccorso stradale con l'assistenza da parte anche delle squadre dei vigili del fuoco. Sul posto il personale ausiliario dell'autostrada e la polizia autostradale, 12 km di code e disagi ovviamente anche all'uscita del casello di Montecchio Maggiore e Montebello. Paura oggi lungo il passante per un mezzo andato improvvisamente a fuoco, per fortuna solo disagi al traffico perché non ci sono stati feriti. Sentiamo. Ecco la densa nube di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza che oggi ha destato molta preoccupazione tra chi con il naso all'insù ha potuto osservarla anche nel suo comune. A prendere fuoco per cause da chiarire un camion lungo il passante in direzione Padova all'altezza di Spinea poco prima delle 12. Tra le sirene spiegate delle autobotti dei vigili del fuoco di Mestre lungo l'autostrada per raggiungere il passante, per fortuna, a parte tanta paura e qualche disagio al traffico, non si sono registrati né feriti né disagi di altro tipo. Il camionista interessato dall'incendio, infatti, è riuscito a mettersi in salvo accostando il mezzo in corsia d'emergenza, salvando così la motrice, mentre il rimorchio è andato completamente distrutto. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale. Protesta davanti al Tribunale di Vicenza del Comitato Mamme No FAS dopo la scoperta di un nuovo inquinante emergente. Alla magistratura chiedono finalmente di agire. Mia figlia ha 86,9 nanogrammi per 1 millilitro del suo sangue. Significa che in 1 litro del suo sangue ce ne sono 86.900. Per cui neanche il pozzo più inquinato contiene la quantità di FAS che mia figlia ha nel sangue, perché siamo filtri umani. Mio figlio ventenne, e quando ha visto i risultati mi ha detto: mamma, ma il massimo non era 8? E ho detto sì. Purtroppo però siamo in una situazione di emergenza in cui anche altri tuoi coetanei e bambini anche più piccoli probabilmente hanno questi valori nel sangue. Sono le mamme di Maria, Simone, di Alice e Sofia, che non sa ancora qual è la concentrazione di FAS nel sangue delle sue figlie perché troppo piccole e non rientrano nello screening. Sono le mamme, ma anche i papà no FAS, arrabbiate, esasperate per l'ennesima terribile scoperta. Un nuovo inquinante emergente, la molecola chiamata Gen X, è stata rinvenuta nelle acque attorno alla Miteni. Quello che è venuto fuori è che addirittura la stessa ditta, le stesse ditte, lo stesso territorio che già aveva un inquinamento importante da FAS si ritrova un ulteriore inquinamento. Sembra anche più pericoloso. Ne abbiamo gli acquedotti pieni, chiusa la Miteni! Ne abbiamo gli acquedotti pieni, chiusa la Miteni! La classica goccia che fa traboccare il vaso, e così dalla zona rossa si sono ritrovate davanti al Tribunale di Vicenza per chiedere alla magistratura di fare presto. Per noi la preoccupazione è altissima perché non si conoscono gli effetti di questo nuovo inquinante, per cui è il cane che si morde la coda. Ci ritroviamo sempre a combattere nella stessa situazione. Bisogna che la procura si muova in fretta, non possiamo aspettare di più, noi non ce la facciamo più. Paura nella notte a Rosolina in un camping, un incendio ha distrutto alcuni bungalow, 6 feriti tra cui una famiglia di Valdagno.
Tragedia sfiorata nella notte al camping Rosolina Mare Club, dove un incendio ha distrutto 4 casette vacanza in legno e una quinta è rimasta danneggiata, mentre una famiglia di Valdagno, padre, madre e 4 figli sono rimasti intossicati dal fumo. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio si sarebbe sviluppato intorno alle 3 di notte all'interno della casetta proprio della famiglia vicentina. A svegliarli probabilmente lo stesso odore acre del fumo, il crepitio delle fiamme che stava avvolgendo la piccola abitazione. Sono stati minuti di paura e tensioni, i genitori però sono riusciti a mettere subito in salvo i figli, un maschio e una femmina di 9 anni e 2 maschietti di 5 anni. Il padre ha fatto uscire i 3 dei 4 bambini da una finestra e poi è corso all'interno del bungalow, ormai invaso dal fumo, per recuperare anche il 4º figlio. Sono stati momenti concitati, mentre nel frattempo le fiamme lambivano gli alberi e andavano ad intaccare anche le altre casette vacanza, al cui interno vi erano altre famiglie. Una trentina complessivamente le persone coinvolte, 6 quelle ferite, tra queste ad avere la peggio appunto la famiglia di Valdagno, trasportata prima in ospedale della zona e poi a quello di Padova per le cure del caso. Sul posto per l'opera di spegnimento i vigili del fuoco, mentre sono in fase di accertamento le cause del rogo, anche se l'attenzione sembra concentrarsi su alcuni cavi elettrici. In autunno dovrebbe cadere quello che è stato un simbolo del degrado nell'area della Stanga, il muro di via Anelli a Padova. Con tutte queste operazioni io mi auguro che presto non avremo più bisogno di quell'elemento, già oggi non serve più e quindi magari già in autunno mi piacerebbe poterlo eliminare come primo passo di azione di bonifica. Il celebre muro di via Anelli, fatto innalzare dall'allora sindaco Zanonato nel 2006 per isolare il quartiere dello Spaccio dalle paesine vicine, sarà abbattuto. Con tutta probabilità nel prossimo autunno le ruspe del comune abbatteranno quello che è stato un simbolo della lotta al degrado di via Anelli. Intanto, da Palazzo Moroni, l'assessore Michalizzi annuncia una prima bonifica dell'area, un intervento propedeutico, dice, all'abbattimento dei secondomini. L'amministrazione comunale ha impegnato 50.000 euro per operazioni di pulizia e disinfestazione dell'area, di consolidamento anche di alcuni spazi e locali. L'accordo con il demanio, firmato pochi giorni fa, prevede uno scambio di aree con il comune. L'area di via Anelli però deve essere consegnata libera senza le 6 palazzine, bonificata. Per fare questo l'amministrazione ha messo a bilancio 5 milioni di euro. Passeranno anni però prima che la questura sia pronta. Tutto questo ci vorrà qualche anno, insomma, io credo che prima di avere una questura già, come dire, aperta, allestita, funzionante, dove i cittadini possono entrare, insomma ci vorrà 5-6 anni, questo è il tempo stimato. È ritornato in città poco dopo un anno dal suo primo passaggio l'alpino paracadutista che sta facendo a piedi il Giro d'Italia, un'impresa nell'impresa, considerato che il protagonista di questa storia ha già tagliato il traguardo degli 85 anni. Alessandro Bellier. Alpino paracadutista. Ecco, da dove viene, perché fa questa marcia? Vengo da Genova e arrivo a Palermo il 24 ottobre, giorno del mio 85esimo compleanno. 85 e non sentirli, o quasi. Marcia spedito per l'ennesimo Giro d'Italia, questo singolare atleta che oggi, per la terza volta in pochi anni, è ripassato per Treviso per incontrare il nuovo sindaco. Voglio parlare con i giovani e con i diversamente abili di fare sport. È la quinta marcia dell'Alpino Belliere, che vuole promuovere, con gli oltre 20.000 km già percorsi a piedi, l'attività motoria anche come forma di socialità vera e non virtuale. Io voglio dire ai giovani di stare leggermente meno sullo smartphone e leggermente meno sul computer e fare sport, qualsiasi tipo di sport. Anche fare qualche camminatina di 1 chilometro o 2 tutti quanti i giorni, perché a camminare in una Italia così bella è un peccato stare chiusi oppure internati con questi computer che fanno con tutti questi giochini. Non cede di un passo l'alpino paracadutista che a 85 anni sa di essere un esempio di energia per tutti, cronista compreso, che con un po' di fiatone chiede: ecco, ma senta, ma perché camminare? Cioè, voglio dire, alla sua età non poteva starsene tranquillo a casa, no? Allora, molti aspettano questa benedetta morte stando in un caffè oppure a casa davanti alla televisione. Io torno a dire, abbiamo un'Italia così bella, io la voglio visitare fino ai 115, 120 anni sono a posto, io faccio lance, ancora sono anche subacqueo,
faccio qualsiasi cosa che fa un sessantenne. Ed ad attendere questo singolare atleta all'ombra della Loggia dei 300 il sindaco Mario Conte e una rappresentanza degli alpini trevigiani. Scambio di regali e fotografie ricordo con annesse battute scherzose. Quando le gambe sono stanche si consiglia di camminare con il cuore, ma lui già lo fa. E quindi l'augurio buon cammino perché ne avrei. Grazie, ce ne ho ancora tante. Poi di nuovo in cammino verso la prossima meta, non prima di averci svelato il suo elisir di lunga vita, di camminata. Perché ho fatto moltissimi sport e poi io cambio moroso ogni 2 anni e sono di una felicità spaventosa. Maestà! E con questo servizio si chiude questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di sabato 7 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, il cielo si presenterà infatti sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Possibili soltanto occasionali piovaschi pomeridiani sui monti del Vicentino. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 33 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui sarà una bellissima giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque, salvo per occasionali ma innocui addensamenti lungo le aree costiere. Temperature minime comprese tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino, Alto Adige. Il tempo sarà lievemente instabile con qualche rovescio temporale possibile soprattutto sui settori alpini di confine. Buono ovunque altrove con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 15 e 16 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 29 e i 31 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.